Siamo con Gianni Mandruzzato, vicepresidente di Federcontribuenti Veneto. Parliamo di Equitalia e della nuova sanatoria che è pronta. Cosa ne pensa la vostra associazione? La nostra associazione pensa che è un provvedimento che va nella giusta direzione, è comunque poco, speriamo che si possa fare di più. È un provvedimento che riguarda neanche tutte le cartelle, riguarda le cartelle quasi tutte, però la grossa eccezione riguarda il versamento dei contributi previdenziali. A questo proposito comunque speriamo che si possa fare qualcosa anche riguardo si possa continuare nella direzione di poter rateizzare di più e che magari chissà che si riesca anche a ridurre le sanzioni. A questo una grossa mano sarebbe poter anche compensare i debiti con la pubblica amministrazione, che infatti riguardano le cartelle Equitalia, con i crediti che infatti che altrimenti non vengono sbloccati. Per molte aziende che vantano crediti con la pubblica amministrazione devono pagare le cartelle prima di avere accesso al pagamento del proprio credito. Se si potesse fare qualcosa in questa direzione sarebbe molto gradito. Quindi esemplifichiamo brevemente cosa si può sanare. Si possono sanare tutte le cartelle appunto riguardanti la parte fiscale, quindi che riguardano l'Agenzia delle Entrate, Demanio, Territorio, Dogane, Monopoli, eccetera. Le regioni, province, comuni, anche le multe. Ecco, restano fuori i contributi previdenziali e questa è una importante eccezione. Peccato.